I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più. Avvocato Barbara Puschiasis, vi siete riuniti oggi come cabina di regia indicata dal MEF per poter raccogliere le proposte, speriamo finali per quanto riguarda i ristori ai risparmiatori, una sua sensazione finale e poi magari un focus su quelli che le segue di più, risparmiatori del Friuli Venezia Giulia. Oggi è una giornata importante perché abbiamo avuto l'occasione di proseguire quello che era un lavoro già iniziato dopo l'incontro al MEF e dopo l'istituzione della cabina di regia da parte dei due sottosegretari Bitonci e Villarosa. Ci siamo trovati, abbiamo analizzato quelli che sono gli emendamenti presentati dal sottosegretario Bitonci, quindi dalla Lega, all'articolo 38 istitutivo del nuovo fondo per i risparmiatori traditi. Con piacere vediamo che effettivamente è stata tolta la clausola relativa alla rinuncia ad ogni azione nel caso di accettazione del rimborso da parte del fondo. Ci sono però ancora diverse cose che noi chiediamo vengano meglio dettagliate nell'articolato della norma, in particolare che il 30% sia un acconto e non invece un pagamento a saldo. Su questo noi non rinunceremo e la nostra battaglia continuerà fino a che questo non sarà scritto chiaramente nell'articolato. L'altra cosa appunto che noi andiamo a chiedere è che il ristoro sia accessibile anche a coloro che hanno acquistato le azioni ben oltre 10 anni fa, perché questi sono purtroppo stati destinatari di informazioni scorrette sull'andamento della banca e proprio per questo hanno mantenuto i titoli nel portafoglio. Chiaramente queste sono le persone più anziane, una fascia particolarmente vulnerabile che in Friuli Venezia Giulia conta diverse persone. Quindi queste sono le richieste, il territorio del Friuli Venezia Giulia è stato molto colpito e quindi noi chiediamo che si faccia presto per intervenire. Avvocato Moschini, lei oggi rappresentava se stesso, la sua associazione e l'associazione dell'avvocato Calvetti. Ha partecipato all'incontro della cabina di regia voluta dal MEF ma scelta dalle associazioni per coordinare le proposte riguardo all'articolo 38 del capo terzo manovra di bilancio per i risparmiatori. Ecco, ci può fare un po' un riassunto di questa proposta comune che avete definito da inviare al MEF? Sì, appunto oggi abbiamo rimesso mano alla proposta, all'attuale formulazione della legge e abbiamo naturalmente tenuto conto anche di alcuni degli emendamenti contenuti nella proposta della Lega. Rispetto quindi alla nostra formulazione, quella che avevamo messo a punto circa una settimana fa, abbiamo appunto inserito anche la possibilità per le società di accedere al fondo statale e abbiamo appunto poi previsto anche che per quanto riguarda le obbligazioni acquistate sul mercato secondario, ove acquistate da banche andate in risoluzione o in liquidazione, l'investitore, il risparmiatore possa appunto accedere al fondo statale. Quindi direi che queste sono le due modifiche più importanti che abbiamo apposto alla nostra formulazione della legge, una formulazione migliorativa di una proposta di legge comunque già buona e appunto oggi ulteriormente migliorata con queste due importanti modifiche. Quella relativa appunto alle società riteniamo che sia molto importante e che andrà appunto a beneficio delle responsabilità, molte delle quali hanno anche appunto il problema delle azioni finanziate. Grazie. Elena Bertorelli, Casa del Consumatore, anche lei fa parte della cabina di regia voluta dal MEF e concordata con le associazioni per affinare lo strumento legislativo che si spera che arrivi finalmente all'approvazione del Parlamento. Oggi vi siete riuniti, avete emesso un documento comune, una sua opinione generale. Beh, naturalmente l'atmosfera è stata molto costruttiva, si è lavorato riga su riga, parola per parola rispetto a quello che è l'articolo 38, anche considerando l'emendamento proposto dalla Lega. Abbiamo cercato di contemperare in un unico documento tutte le varie esigenze che rispecchiano quelle che sono
le istanze dei risparmiatori azzerati. Naturalmente abbiamo fatto del nostro meglio senza diciamo decostruire l'impianto normativo, perché sappiamo che altrimenti non passerebbe nulla. Tutti noi vogliamo naturalmente raggiungere il 100% del risarcimento, ma si fa per passi. Questo è il secondo passo emendativo, ce ne sono altri 2. Comunque questa mattina possiamo dire che siamo soddisfatti. Avete anche scelto un vostro referente con MEF. Durante perché è stato espressamente richiesto dal governo, dai sottosegretari, di indicare un referente e proprio per competenza, per maggiore competenza, è stato indicato l'avvocato professor Bettiol. Grazie. Avvocato Fulvio Cavallari, lei rappresenta Adusbef Veneto e anche lei ha partecipato come componente della cabina di regia voluta dal MEF. Ho visto un grande lavoro, ho avuto il privilegio di assistere perlomeno la parte finale e mi sembra che è stato fatto il documento finale, e soprattutto ha un pregio, è unitario. Beh, è un grande successo delle associazioni dei consumatori venete e non essere riusciti a comporre in un'unica direzione di marcia tutte quelle che erano le istanze che sono presenti sul territorio, e questo ritengo sia molto importante, è un grande passo avanti, senz'altro utile per il lavoro del MEF. Ecco, se dovesse guardare avanti, è ottimista finalmente? Dobbiamo ancora temere qualche sgambetto oppure ci siamo? Diciamo che se non ci sono grosse fratture a livello territoriale fra le associazioni di consumatori, cosa che ovviamente noi non auspichiamo, pensiamo di aver dato al Ministero un'ottima occasione per arrivare finalmente alla legge sul fondo di ristoro. Grazie. Milena Zaggia, lei è qui oggi a Padova all'incontro della cabina di regia voluta dal MEF e scelta dalle associazioni, e rappresenta il movimento risparmiatori traditi e i risparmiatori azzerati di Carife. Quindi Carife e poi... E praticamente a livello di coordinamento nazionale tutte le banche in pratica. Perfetto. Perché il movimento risparmiatori traditi è nato proprio per questo. Siete usciti con un documento unitario che prende il capo terzo, articolo 38 della legge di bilancio in approvazione, avete preso come base le modifiche e gli emendamenti della Lega Nord e avete integrato, modificato qualcosa e siete usciti con un documento unitario. Questo mi sembra un fatto molto positivo intanto. Sì, direi di sì, visto e considerato che abbiamo condiviso e condividiamo tutti le stesse identiche cose, le stesse identiche richieste al governo. Quello che il rimborso del 30% sia un acconto, che ci sia la possibilità di andare avanti comunque con le procedure per il rimanente 70%, e che questo fondo venga previsto anche un implemento nel prossimo futuro. Siccome ci sono parecchi emendamenti che vengono presentati, però questo è quello più corposo che è della Lega, dai discorsi sentiti pare che sia anche abbastanza condiviso dal Movimento 5 Stelle. Io direi di sì, da quello che abbiamo capito è così, non abbiamo ancora visto quello che sarà il lavoro del Movimento 5 Stelle, ma essendo al governo insieme sicuramente condivideranno tutto quello che i risparmiatori chiedono. Io me lo auguro con il cuore. Grazie. Prego. Fratello, presidente di Ezino Terzo Daunara, siamo verso il fondo del cammino dopo questa riunione della cabina di regia? Ma siamo nella strada giusta, abbiamo fatto delle proposte migliorative sugli emendamenti fatti dalla Lega e da altri partiti, lo abbiamo inviato al MEF e abbiamo, cosa eccezionale, riunito le associazioni in questa cabina di regia come richiesto dal MEF e individuato come richiesto dal MEF e votato una persona che fa da connessione col MEF, che è il professor Rodolfo Bettiol. Lei manderà, le associazioni che erano qui presenti, che erano gran parte della cabina di regia, manderanno a tutte le associazioni, comprese gli assenti, il documento finale. Certo che sì, noi quello che abbiamo fatto oggi è nell'interesse di tutti i risparmiatori. In questa cabina di regia fanno parte una serie di associazioni referenti e saranno sempre comunque informati di tutti gli incontri che la cabina di regia farà. Ecco, naturalmente chi non ha potuto venire oggi potrà venire ai prossimi incontri. La ringrazio e alla prossima. Grazie a voi.
Professor Rodolfo Bettiolo, siamo nel suo studio di Padova in cui è appena terminata la riunione abbastanza lunga, tecnica, della cabina di regia voluta dal MEF e costituita da rappresentanti di associazioni decise proprio nell'ambito del MEF. Avete prodotto un documento finale che si basa sulla stesura iniziale dell'articolo 38, capo terzo, uso un termine un po' legale, della legge di bilancio in approvazione, e avete recepito una serie di emendamenti proposti da Lega Nord, li avete cambiati o integrati con le proposte che sono più confacenti ai voleri dei risparmiatori danneggiati. Partiamo però da un elemento. Le associazioni, anche su richiesta del MEF, hanno individuato un referente unico e hanno scelto lei per la sua professionalità, per la sua capacità tecnica. Quanto le fa onore e quanto le peserà questa incombenza? Beh, naturalmente è un incarico sempre impegnativo, spero di fare il meglio, insomma, poi non so quanto il Ministero terrà conto dell'attività che siamo disposti a dare e del contributo che vogliamo dare, insomma. Così, ma da una prima valutazione io ho assistito alle parti finali del vostro incontro, molto, molto tecnico, quindi questo è anche importante. Ho visto che poi sui punti fondamentali dell'accordo è una base di partenza, questa volta c'era una base di partenza concreta. Quindi ecco, una sua valutazione sul documento finale che avete inviato al MEF. Ma il documento finale che state inviando al MEF? Sì, no, è una valutazione positiva. Abbiamo cercato innanzitutto di salvaguardare al più possibile l'interesse dei risparmiatori, quindi suggerendo che l'eventuale percentuale di versamento sia da considerarsi un acconto e quindi senza chiudere per il futuro a possibilità di un ristoro maggiore. Ci sono state alcune annotazioni anche di natura veramente tecnica, tipo faccio riferimento al problema delle priorità che vanno spostate non dalla domanda alla CF ma al momento della domanda del ristoro al fondo. Evidentemente in caso contrario si creerebbero diverse problematiche su queste cose. Ecco, abbiamo apprezzato il fatto che non sia stata tolta la normativa che avrebbe impedito ulteriori azioni giudiziarie nei confronti dei danneggiati, quindi questo è un aspetto molto, molto positivo a mio avviso. E speriamo poi nelle norme di attuazione che vi sia una semplificazione poi per l'accesso alla CF. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da €9 a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.